Tenevo a riprendere comunque alcuni concetti che abbiamo inserito nella nostra relazione perché aiutano a comprendere un po' anche come siamo arrivati ad avere un così sostanziale importo da destinare a questo assestamento di bilancio. Possiamo ovviamente fare delle considerazioni su come mai ci siano stati eccezionali esiti della gestione delle entrate che al netto delle poste compensative ha determinato maggiori entrate per 561 milioni di euro e stiamo parlando di entrate tributarie. Questo ovviamente non lo diciamo noi, ma è scritto nero su bianco nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge 171, ovvero questo assestamento di bilancio. Sono maggiori entrate per 561 milioni di euro che sono il frutto ovviamente di un PIL regionale che è andato, nonostante tutto, nonostante ovviamente la pandemia, anche meglio di quelle che erano le stime previste e contenute nello stesso DEF del 2022, ovvero quello discusso un anno fa. Si prevedeva ad esempio che ci sarebbe stata una stima, anzi c'è stata una stima del DEF che avrebbe dovuto portare un prodotto interno lordo a 35,8 miliardi, quella reale si è attestata a 36,8 miliardi di euro, quindi 1 miliardo di euro in più. E queste risorse, come abbiamo scritto anche nella nostra relazione, sembra francamente strano che nel documento economico-finanziario regionale non vengano citate due misure che sicuramente hanno contribuito a questo risultato, che non sono le fototrappole nel caso che magari sarebbero state utili altri tipi di fotocamere in questo frangente, ma mi riferisco al superbonus 110% e al reddito di cittadinanza. Io credo che scrivere un documento di economia e finanziaria, sì, un documento come il DEF, senza citare queste due misure e farlo solamente perché ovviamente sono misure volute e ottenute dai governi Conte e dal Movimento 5 Stelle in particolare, credo che già lasciano intendere come siano scritti questi documenti e quale sia anche la visione che si vuol dare di una realtà ben diversa da quella che effettivamente è per i nostri cittadini. Non ricordare che fino al 2018 questa regione spendeva per il contrasto alla povertà 30 milioni di euro, anche qualcosa in più, poco di meno, con quella che era la misura di inclusione attiva voluta nella scorsa legislatura, poi di fatto anche con un ovviamente apporto di una nostra misura per il reddito minimo garantito, e che adesso la Regione non spende più per contrastare la povertà delle nostre famiglie, perché grazie al reddito di cittadinanza entrano 70 milioni di euro invece di farne uscire 30 milioni di euro, un delta di 100 milioni l'anno che questa Giunta ovviamente in qualche modo ha a disposizione per quelle famiglie. E c'è il dato ovviamente del DEF che è stato presentato che ricorda anche come a causa della pandemia ci sia stato ovviamente un aumento anche della povertà relativa al 6,8% delle nostre famiglie. Però se andiamo a guardare il dato del 2021, perché questo ovviamente è il dato riferito al 2020, nonostante sia il DEF del 2023, ma se andiamo a vedere l'ultimo dato disponibile, quel dato è sceso al 5,7% ed è il dato più basso dal 2002 in questa regione. E anche queste non sono cose che ci siamo inventate noi, ma sono i dati forniti in una delibera della Giunta regionale.
Si parla tanto in questi mesi di reddito di cittadinanza, c'è anche chi lo vorrebbe abolire, si dice che è un disincentivo al lavoro. Addirittura il Premier Draghi al Parlamento ha detto che bisogna ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro del reddito di cittadinanza. Poi andiamo a leggere le statistiche e vediamo che noi abbiamo il record degli occupati, il record dei contratti stagionali, il record di ogni tipo di occupazione ovviamente in questa regione. Allora, diciamo che o questi record si ottengono nonostante il reddito di cittadinanza, oppure il reddito di cittadinanza non è un disincentivo al lavoro così come lo si vuole far apparire, ma ovviamente aiuta anche a trovare un posto di lavoro. E questo anche grazie ai soldi che metto a disposizione per i centri per l'impiego, e qui ne abbiamo anche un'altra dimostrazione. Ci sono 3 milioni di euro per sistemare i centri per l'impiego e quei soldi non vengono da casse regionali, ma sono fondi statali che vengono utilizzati, così come vengono utilizzati per assumere maggiore personale anche nei centri per l'impiego. Un po' in ritardo, ma insomma, meglio di niente. Stessa cosa potremmo metterci a dire anche per quanto riguarda il super bonus 110%. Cioè non parlare di una misura che ha visto 700 milioni di euro di investimenti in questa regione, senza ricordare quello che ha comportato ovviamente dal punto di vista di prodotto interno lordo, nuove imprese, nuove entrate tributarie, credo che limitare tutto a ipotetici o generici bonus edilizia sia francamente, io come ho detto, imbarazzante, perché si poteva tranquillamente ammettere quella che è la realtà dei casi, quello che ha portato anche quella misura. Ricordiamo 290 nuove imprese giovanili. E tutto questo ovviamente c'entra con l'assestamento di bilancio, perché se ci sono state maggiori entrate e se possiamo disporre tutti quanti di soldi che poi per il 97% non vanno all'ambiente, come ovviamente abbiamo sentito poco fa, ma vanno ad altre cose, credo che fosse giusto risottolinearlo anche in quest'Aula. C'è, per quanto riguarda le misure di quello che c'è all'interno del provvedimento, possiamo ricordare una manovra che riguarda le comunità energetiche. Ci sono 8 milioni e mezzo per questa misura, poi però andando a leggere effettivamente quello che viene scritto nei commi e quindi quella che è la cruda realtà, ci si accorge che ci sono 8 milioni e mezzo per costruire impianti fotovoltaici e non si dice neanche bene dove, il che inquieta, ma poi si dice che questi soldi possono essere finalizzati anche alla costituzione di comunità energetiche. Ecco, noi ne avevamo già parlato in occasione di una recente legge Omnibus, riteniamo che sia arrivato il momento di sottolineare l'importanza delle comunità energetiche, promuoverle, favorirle, far capire ai cittadini la loro importanza. C'è un dato, e magari ne riparleremo anche fra poco, abbastanza interessante, che è quello della CGA di Mestre di questi giorni, dove dice che l'energia per le nostre imprese aumenterà, è una stima ovviamente, ma credo che andremo poco lontani da lì, aumenterà come spesa per le nostre imprese di circa 4 miliardi di euro, solo nel 2022, non nei prossimi 10 anni. 4 miliardi di euro in più che le nostre imprese dovranno spendere e a cui noi diamo un sollievo di 40 milioni. C'è qualche zero che non batte, però è chiaro, facciamo quel che possiamo. Il problema qual è? Che il costo dell'energia è aumentato da 52 megawatt a 278 e quindi praticamente di 5 volte tanto. Le comunità energetiche hanno un beneficio per chi produce energia o in maniera collettiva o appunto con le comunità energetiche di 110 megawattora, cioè 110 euro megawattora. Quindi
Già questo dovrebbe far capire, Presidente, parla lei perché... La differenza, no, l'unico assessore che c'è pure impegnato, no, ma fai, non c'è problema. Tanto questo non dovresti sentirlo tu, dovrebbero sentirlo qualcun altro che ha a che fare con le imprese, ma lascia perdere. Già questo, voglio dire, come beneficio dovrebbe far capire il perché si devono diffondere le comunità energetiche e perché in un'occasione come questa, di un assestamento importante, dove ci sono anche molti soldi da destinare ovviamente agli investimenti, si poteva fare tranquillamente una scelta di campo e iniziare a dire alle imprese che non gli veniamo incontro con un bonus una tantum, che ancora adesso, che siamo al 26 di luglio, devo capire come faremo a dare 40 milioni di euro a 70.000 imprese, perché questa è la cifra che è uscita in un comunicato stampa a seguito delle commissioni, dell'approvazione in seconda commissione del DDL 171, anche se l'assessore poco prima aveva parlato di 52.000 imprese. Ma anche qua 40 milioni per 52.000 imprese siamo a una media di 700 euro a testa. È un po' diverso dal 1.000 euro minimo a un massimo di 2.000 euro per impresa. Per cui o noi aumentiamo considerevolmente quei 40 milioni di euro, oppure la platea sarà molto più bassa di quella annunciata e sarà da capire evidentemente come ci arriviamo. C'è un discorso che va fatto, e mi avvio a concludere, ma insomma sì, tempo ancora ne abbiamo. C'è, come dicevo, un discorso che invece poteva dare un sollievo per il futuro e far sì che, anche passando questo momento che tutti quanti noi ci auguriamo sia temporaneo, di difficoltà economica, di aumenti delle spese energetiche, le nostre imprese potessero guardare al futuro in maniera anche più, serena. E invece si è deciso di fare un'altra cosa e di intraprendere un'altra via. Si potrebbe parlare di sofferenza idrica. Noi abbiamo presentato anche degli emendamenti. Io vedo adesso ci sono dei comuni dove i cittadini sono rimasti senza acqua. Si parla di 26 famiglie a San Vito al Tagliamento che non possono più emungere dalle proprie falde artesiane. C'è stato un tavolo, è stato riunito in un'unica seduta al tavolo che si dovrebbe occupare di sofferenza idrica anche legata alle falde artesiane, ai pozzi artesiani della nostra regione, che per ora non è che abbia portato ovviamente chissà cosa. Una seconda seduta si terrà in settimana, però anche lì c'è molta confusione e molta incertezza su quello che si vuol fare, perché basterebbe leggere il verbale di quella prima seduta per dire che quel tavolo è stato istituito per chiedere ai cittadini di risparmiare il 20-30% di emungimenti dalle falde artesiane, quando ricordo a tutti che da un mese vige un decreto del Presidente della Regione che di fatto chiedeva di strozzare i pozzi artesiani, cioè chiuderli e usarli solo per il fabbisogno reale dei cittadini. Basterebbe mettersi d'accordo tra quello che fa la mano destra e quello che fa la testa della Regione, non la mano sinistra. C'è tutto un discorso legato alle infrastrutture. Io ormai faccio questo mestiere da una decina d'anni, ho sentito parlare più volte di acquedotto duale in quest'Aula. Ci sono state mozioni che hanno chiesto un acquedotto duale in quelle zone dove abbiamo le industrie che utilizzano l'acqua potabile per il raffreddamento dei propri impianti, però questo pare non indigni nessuno. A San Vito al Tagliamento ci sono 7,5 milioni di euro già disponibili per il consorzio della zona industriale Ponte Rosso per fare l'acquedotto duale. Non si sa perché non si usano. La USA Corno non ci sono neanche più i fondi perché quelli che sono stati dati
negli anni evidentemente sono stati, diciamo, non sono stati utilizzati. C'è un progetto del 2001, è ancora presente nella Gazzetta Ufficiale, se lo andate a leggere, cioè soldi messi per la progettazione dell'acquedotto duale nella Ussa-Corno, 2001, ne stiamo ancora parlando nel 2022, poi sento ovviamente parlare di PNRR da fare tutto in ormai 4 anni. Ai miracoli ci crediamo tutti, però in altre sedi. Ci sono ovviamente tante altre cose. Io credo che noi abbiamo cercato di sottolineare anche con i nostri emendamenti, non solo che accogliendo quello che è stato l'appello dell'assessore Zilli, noi le proposte le abbiamo sempre fatte, Assessore, e anche tante. In una replica... Consigliere Sergo, vado. Se si vuole tenere qualche minuto per la relazione, per la replica. Ma ci fosse una discussione generale sarebbe anche interessante, ma di solito ci parliamo tra di noi, per cui sì. Però insomma dai, vado a chiudere con un minuto, me ne tengo 3 per la replica. Dicevo, noi di proposte ne abbiamo fatte anche tante. In una delle repliche a una legge di stabilità ricordavo che su 80 emendamenti ne era stato preso uno, l'unico che cambiava forse una virgola di qualche norma. E ne abbiamo fatte anche questa volta, riprendendo cose che spesso e volentieri ci avete detto che non potevate accogliere perché non c'erano fondi e non c'erano risorse. Oggi quella scusa non l'avete più. Oggi evidentemente se certe proposte verranno bocciate, oggi, nei prossimi giorni ovviamente, oppure non verranno accolte, sarà solo per motivi, diciamo, politici, scelte politiche che andrete a fare. Io, Presidente, prima di lasciare, le faccio una richiesta sugli ordini dei lavori, le chiedo ovviamente come sempre se è possibile fare una verifica degli emendamenti presentati, dire quelli che sono attinenti con diciamo, con l'assestamento di bilancio e soprattutto chiedere di verificare la puntualità di alcuni interventi che oltre ad avere nome e cognome hanno anche l'indirizzo. Allora, no. Per cui io credo che almeno di capire ovviamente dove vogliamo andare, perché da una rapida verifica degli emendamenti io ho visto che ci sono 6 milioni di euro di soldi che vengono lasciati a disposizione dei consiglieri, poi magari saranno proposte fatte, verranno ritirate, non lo so quella che sarà la dotazione dei consiglieri di maggioranza. Molti riguardano anche cose che probabilmente sono anche condivisibili, altri, come detto, francamente lasciano qualche perplessità nella loro presentazione. Grazie Presidente.